Dura, chiara e anche coraggiosa presa di posizione del sindaco di Agrigento Micichè, che ieri, intervenendo all'assemblea dei sindaci di AICA, ha dichiarato senza mezzi termini: sono pronto a restituire il titolo di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 se la città dovesse essere ancora irrimediabilmente attanagliata dalla crisi idrica. Sentiamolo. Cosa fare? Noi abbiamo nell'immediato una sola soluzione, così vado subito al dunque perché penso che ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Mi si accusa, Precedente, che io non parlo, sto fermo, non faccio niente, perché bisogna gridare o fare forse la danza della croce. Ebbene, però io ho lavorato col governo regionale, fino a stamattina col presidente Schifani, lo rivedrò mercoledì mattina, e giovedì mattina sarò col ministro Musumeci e col ministro San Giuliano, perché sono anche disposto a consegnare al ministro San Giuliano il titolo di capitale italiana della cultura 2025 se il governo nazionale non trova una soluzione, perché non può. Una dichiarazione apprezzabile che, se da un lato può rappresentare una via di fuga, come alcuni pensano, rispetto ai ritardi che stanno caratterizzando la macchina organizzativa di Agrigento, capitale della cultura, dall'altro deve misurarsi con l'assenza di quella politica che ha generato carrozzoni su carrozzoni incapaci di dare soluzione al problema dell'acqua. E con l'imminente evento che porterà Agrigento al centro del mondo, il nodo è venuto al pettine. Complice certamente il cambiamento climatico e la conseguenziale siccità, ma anche l'inadeguatezza a utilizzare finanziamenti, progettare nuove reti, insomma compiere atti che nel terzo millennio avrebbero dovuto portare Agrigento fuori da questo pantano. Lo dice chiaramente Giuseppe Riccobene di Lega Ambiente. L'emergenza, sostiene, è l'alibi di chi non sa o non vuole lavorare. Come dare torto, dichiara attraverso il suo profilo social, a chi pensa che alcune emergenze siano create ad arte. E fa bene il sindaco Micichè a protestare, anzi l'apprezzamento della cittadinanza crescerebbe in maniera esponenziale se con lo stesso vigore e decisione protestasse per le strade piene di buche, la spazzatura che costella le vie, l'assenza di collegamenti, la richiesta di commissioni che accertino i ritardi su tutto e su tutti, perché cultura, al di là degli eventi, è proprio tutto questo: è acqua, è strade, è qualità di vita di quanti hanno avuto il coraggio di rimanere su questa meravigliosa e martoriata terra.